È un'estate difficile per gli ospedali sardi e non c'è giorno in cui la sanità non venga messa a dura prova dalle lunghe code per riuscire ad ottenere una visita, sino alla chiusura inaspettata di reparti dovuta alla mancanza di personale sanitario per poter svolgere le visite. E a questo si sommano anche i disguidi amministrativi, gli scontri all'interno delle aziende ospedaliere come quella del Bruzzu, ad esempio, che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, e non fa altro che alimentare il clima di tensione che si respira all'interno delle corsie degli ospedali. Oggi Cristina Co su pagina 3 sull'Unione Sarda racconta come le liste d'attesa sono forse uno dei problemi più evidenti, perché hanno un impatto concreto sulla vita dei pazienti, su quella che è la loro storia sanitaria e su come sono costretti a vivere in mancanza di visite e quindi di conseguenza anche in mancanza di cure. Infatti ci sono alcuni casi in cui ad esempio una risonanza viene rinviata sino a fine 2025. Attualmente nessuna azienda sanitaria della Sardegna riesce a rispettare il tempo previsto per gli appuntamenti differibili, ossia 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici. Per effettuare una prima visita cardiologica, racconta Co, la media è di 3 mesi e mezzo, una visita endocrinologica invece ha bisogno di 3 mesi d'attesa, un'oculistica poco meno di 4 mesi, sino ad arrivare, come detto, a una risonanza magnetica per cui il tempo di attesa è di 468 giorni, più di un anno. Non aiuta inoltre il fatto che in Sardegna nell'ultimo anno 250 medici sono andati via dal pubblico, a riprova di come il sistema sanitario nazionale sia sempre meno attrattivo per gli operatori sanitari, che in tanti casi decidono di andare a lavorare in una clinica privata dove i tempi di lavoro sono decisamente meno serrati e più umani. Nonostante quindi la legge nazionale sulle liste d'attesa, che è stata molto contestata dagli addetti ai lavori, non c'è un vero e proprio cambiamento per quanto riguarda i tempi che i pazienti devono attendere per poter essere visitati, nonostante si possa ad esempio prenotare il sabato e la domenica in fasce orarie prolungate, oppure la possibilità di prenotare nelle strutture private convenzionate attraverso gli stessi canali del pubblico. Ecco, tutta una serie di interventi, tra cui uno stanziamento di 5,4 milioni di euro da parte della regione, di cui parleremo in seguito, che avrebbero il compito di provare a eliminare le lunghe attese che in questo momento ci sono per ricevere una visita. Tuttavia, come detto, non basta una legge, perché la mancanza di personale, il fatto che sempre di più si sia disinvestito nella sanità, ha portato adesso ad avere una situazione in cui effettivamente non si sa quando le liste d'attesa torneranno ad avere un livello normale. Io sono Alessandro Manno e vi do il quadro d'insieme di mercoledì 7 agosto. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quattro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani della Sardegna e vi racconta le notizie più importanti che riguardano l'isola. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana, che ci possono ascoltare sia in FM in radio che sul sito in streaming di Radio Calaritana. Parliamo di sanità quindi, e di come le liste d'attesa siano diventate un problema cronico all'interno del sistema sanitario sardo, che costringe lunghe attese da parte dei pazienti e che obbliga inevitabilmente anche gli operatori sanitari a non lavorare al meglio. È un cane che si morde la coda, e per cercare di riuscire a trovare una soluzione è stato stanziato un fondo di 5,4 milioni di euro. Ne abbiamo parlato anche, come detto, nella nostra introduzione, che nelle idee della giunta regionale dovrebbe aiutare a incrementare la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati, alla fine appunto di ridurre i tempi di attesa per il 2024. Leggo dall'articolo a pagina 3 sempre sull'Unione Sarda a firma di Roberto Murgia. L'assessore alla sanità Bartolazzi ha dichiarato che non verranno dati dei soldi a pioggia, ma che verranno stanziati appunto fondi mirati per finanziare e coprire le spese delle spese ambulatoriali più urgenti. Alla base quindi di questo provvedimento c'è l'idea secondo cui il privato non deve essere in competizione con il pubblico, ma anzi deve essere complementare, in modo tale da sopperire a ciò che il sistema sanitario regionale non riesce a fare. Non sarà probabilmente questo provvedimento a risolvere tutti i problemi delle liste d'attesa in Sardegna, è un primo passo sicuramente per riuscire a mettere in mano a una situazione che, come detto, è diventata abbastanza insostenibile, con gli ospedali di Cagliari e Sassari che si fanno in moltissimi casi carico delle operazioni che dovrebbero avvenire anche negli ospedali periferici, ma che a causa della mancanza di personale non vengono effettuate, dirottando i pazienti negli altri presidi sanitari dell'isola, causando quindi inevitabilmente ingorghi e lentezze.
Cambiamo argomento, ma non tanto rispetto ai temi che abbiamo trattato negli scorsi giorni. Andiamo nell'apertura della Nuova Sardegna, pagina 2 e pagina 3, l'articoli a firma di Luigi Soriga, che racconta dello sfruttamento dei lavoratori stagionali. Manco a farla apposta, nella giornata di ieri la nostra introduzione era proprio dedicata a questa, alle condizioni di lavoro degli stagionali e del fatto che nessuno vuol più fare dei lavori all'interno del settore turistico, ad esempio nei ristoranti o negli alberghi. Racconta Soriga come il sindacato della UIL abbia reso noto che a partire da luglio ci sono state già una ventina di denunce per comportamenti sbagliati nel posto di lavoro, con tanta gente che scappa a causa di condizioni di lavoro, come detto, insostenibili, che aumenta il gap tra la domanda delle strutture ricettive e l'offerta da parte del personale, che appunto sta sempre aumentando, perché ci sono dei lavori che nessuno vuole più fare a fronte di paghe che non sono all'altezza delle mansioni svolte. Come denunciato anche da Cristian Ardau, che è segretario regionale della UIL Task Sardegna, di fronte a retribuzioni da 1100 euro al mese e condizioni di vitto e alloggio a terzo mondo, è normale che i grandi alberghi o piccoli hotel trovino enormi difficoltà a reclutare stagionali. Infatti già moltissimi giovani annusano l'area di sfruttamento e scelgono quindi mestieri più appetibili, dove lo sfruttamento è sicuramente minore. Anche per questo nella giornata di ieri a Cagliari si è tenuto un sit-in davanti a Confindustria, a cui hanno partecipato numerosi lavoratori nel settore turistico, che in Sardegna arriva a contare circa 40.000 persone, un numero ovviamente molto rilevante per uno dei settori dove si sono concentrati gran parte degli investimenti negli ultimi anni nell'isola, e che appunto fotografa una situazione dove la manodopera manca sicuramente e dove la distanza tra domanda e offerta sta diventando sempre più incolmabile. Aeritalia, la compagnia che è risultata vincitrice del bando di continuità territoriale sugli scali di Cagliari e Olbia, non ha ancora iniziato ad operare, lo farà a partire dal mese di ottobre, a meno di eventuali colpi di scena. Ma racconta Michele Ruffi, ci sono già delle polemiche, perché ieri l'assessora ai trasporti Barbara Manca ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di imprese di viaggi e di turismo, che hanno espresso le loro preoccupazioni a seguito della vittoria del bando di Aeritalia. Infatti la proposta al ribasso che è stata proposta dall'azienda dell'amministratore delegato Gaetano Intrieri porterà ad un aumento generalizzato dei prezzi per i non residenti. Infatti, incassando meno fondi dalla regione, l'azienda si rifarà inevitabilmente sui biglietti delle persone che non viaggiano in continuità territoriale, e poi c'è il rischio che si presentino dei disservizi. Basti pensare che ad esempio nell'ultimo anno l'azienda non ha permesso alle persone in barella di viaggiare, e quindi le persone che magari devono recarsi a Roma o a Milano per delle visite e costrette in quella condizione sono obbligate a dover prendere la nave per poter andare, quindi a potersi curare. Con la fine della continuità territoriale gestita da Ita Airways termina anche la possibilità di acquistare biglietti multitratta e sfruttare il code share, ossia gli accordi tra compagnie aeree che consentono di fare un solo check-in anche nel caso in cui si debba prendere voli con vettori diversi. A pochi mesi di distanza quindi dalla partenza della nuova continuità territoriale ci sono già delle perplessità a cui Aeritalia dovrà provare a dare una risposta, ovviamente entro la partenza del bando, magari convocando una conferenza stampa che in questo momento non è stata ancora fatta, e ancora quindi non si sa quali saranno gli investimenti che l'azienda farà in Sardegna e in quali modi appunto saranno gestiti gli scali in continuità territoriale. Parliamo anche brevemente di sport, perché leggo da 131 nell'articolo a firma di Paolo Camè: da ieri Stefanoppo è tornato ad Oristano, dove ha abbracciato la città e i parenti dopo appunto la vittoria dell'argento nel doppio pesi leggeri in coppia con Gabriel Soares. È la seconda medaglia alle Olimpiadi per il canottiere oristanese, che bissa il bronzo di Tokyo nel 2020 e che corona quindi una carriera veramente significativa da parte dell'atleta, che ha iniziato a gettare i primi remi in barca nel circolo nautico di Torre Grande. Adesso si prenderà un periodo di pausa anche per dedicarsi alla propria vita privata e personale, ma che comunque appunto fare le Olimpiadi ti fa sempre venire voglia di farne altre, e quindi cercherà di trovare un nuovo modo per riuscire a tornarci, tenendo conto che ad esempio la categoria nel quale gareggia Oppo non sarà più nel programma olimpico a partire da Los Angeles 2028, e quindi dovrà trovare una nuova categoria nel quale concorrere e poter quindi partecipare alla kermesse olimpica. Nel futuro però c'è anche la volontà di voler restare all'interno del mondo dello sport e quindi dare tutta l'esperienza che ha accumulato in questi anni anche ai giovani atleti che si affacceranno al mondo del canottaggio, per creare dei nuovi campioni che in questo caso potrebbero avvalersi dell'esperienza e della competenza di un campione olimpico.
E questa era l'ultima notizia anche per oggi, l'appuntamento è sempre per domani a partire dalle ore 8 se volete seguirci in FM, e invece in streaming potete trovarci dove volete, sia sul nostro canale Spotify che YouTube, dove potete trovare anche tutte le altre puntate di questa rassegna stampa. Noi quindi ci sentiamo domani, un saluto da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione. Buona giornata, ciao! Toc Toc Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Toc Toc Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.